sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei di qua, ti senti forte perché la forza te la dà lei, grazie Valletta, anche se non ci conosciamo, ci vediamo per la mano, uniti dalla lealtà, forza Valletta, 100.000 voci in coro che si alzano in un cielo azzurro come il sogno di chi torna e va. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! È una buona giornata da Barletta, Vesta e Lello Russ che vi augurano sempre il meglio del meglio a tutti quanti voi. Purtroppo il segnale a volte ci fa degli scherzi antipatici. Ti senti grande come il cuore della tua città, grazie Barletta, anche se non ci... Oggi è San Luigi, San Gino, San Luigi, voglio augurare a tutti i miei amici, mio fratello Luigi, a tutti coloro che portano questo bellissimo nome, un augurio, un buon onomastico di vero cuore. Auguri, auguri a Gino, Gina, Luigi Zagaria, Luigi Di Pietro, a tutti quanti voi auguri di vero cuore, auguri, auguri, buon onomastico. A Luigia, ci sono tante di Luigia, Io ho conosciuto una che è del nord, che abbiamo fatto la vacanza insieme. Ciao Luigia, a volte ci segue pure. Cielo azzurro come il sogno. Un buongiorno a Net, un buongiorno a Sebastiano La Vecchia, a Peta Napoletana, tutte queste bellissime persone che ci seguono sempre, sempre. Allora ragazzi, ho avuto una bellissima notizia da questi, vediamo, vi faccio vedere proprio, ve lo faccio vedere in diretta. Ve lo faccio vedere in diretta, che praticamente, signori, questa è la chiesa, è bellissima, vedete? Ecco qua. Questo si chiama ricicla, praticamente tutte le, voi venite qua, invece di buttarle, mettete bottiglie di plastica, lattine, flaconi, vedete, questo qua è una bellissima iniziativa, molto bella, vedete? Allora, non è che vi danno i soldi, però, quando voi buttate queste cose, ripeto, bottiglie di plastica, lattine, flaconi, tutte queste persone qua che hanno aderito hanno messo dei buoni sconto, per esempio il B&B Eraclio del nostro amico Raffaele, 8 punti, invece di pagarla 50 la pagate 45 la cosa. Ci sono dei buoni sconti, poi ne parleremo con chi veramente l'ha fatta questa cosa e ci spiegherà meglio. Riciclo poi, questa è una cosa bellissima secondo me. In Germania lo fanno non so da quanto tempo. Questa è la scuola di Bari. Questa è la scuola di Bari, questa è la chiesa, bellissima, vedete che bella la chiesa. Questa è la zona nuova 167. Buongiorno Michele di Bari, buongiorno, buongiorno Michele di Pietro. E ripeto, ci sono delle belle aziende che hanno aderito, che no, poi non è che non voglio neanche pubblicizzarla tanto, le pubblicità, perché noi lo facciamo gratuitamente come al solito. È una bellissima, ci sono ricicla, recupero, scuola di Bari, ricicla poi di scuola di Bari è questa qua. Diciamo che è una bella iniziativa che hanno fatto, perché ho visto che c'era il comune di Barletta, la Bars, e poi non so, si chiama il Ricicla, io ripeto,
chiameremo il responsabile e ci spiegherà molto più dettagliata la cosa, così quando parli dici che non si capisce niente. Comunque è una bellissima iniziativa, è proprio bella veramente come iniziativa. Invece che la macetteia, e ne sapevano la macetteia, venite qua, buttate, mi pare che si accumulano punti e ogni tot punti c'è questo sconto, la cosa e la cosa. Ieri c'è stato il come si chiama, il consiglio comunale, cioè veramente ciao, buongiorno. Io vedendo il consiglio comunale a volte dico ma veramente a che si è rovinato a venire qua, hai ragione. Vedete signori, a volte ecco perché non vengo di qua, perché ho sbagliato. E se non lo senti che non parte quello scoppio, che come il tuono poco prima della pioggia, pure come me con la canzone che ti fa star bene, e fai pure come me, non chiederti perché, alza il volume, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia e calore. Pratico ogni mattina, che più di un metodo per me è una vera terapia, molto più forte, guarisce solo dalla tristezza, mi importa della vicina di quello che potrei mai pensare, che tanto lo so cosa pensa di me, sono un tipo particolare, in fondo le sono simpatiche, infatti a volte la sento cantare la stessa canzone che ascolta, che grazie al volume la fa spensierare, con la canzone che ti fa star bene, e fai pure come me, non chiederti perché, alza il volume, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un leggero barlume, tu dagli fiducia, tu dagli calore, basta solo un po' di volume per far cambiare presto l'umore, anche se è un calore. E allora e ci faccia a posto, comunque ragazzi è un riciclo molto bello, è una cosa iniziativa, è una buonissima iniziativa ragazzi, è una bellissima iniziativa, basta sfruttarla, basta anche diamo un senso a queste cose, che di là si inizia a essere un po' più civile e di là si inizia a essere più corretti, sia come la correzione ci deve essere dappertutto, un'alimentazione corretta, una civiltà corretta, tante di quelle cose, la correzione va sempre aggiustata, va sempre bene, perché aggiustare il tiro va sempre bene, secondo me, va sempre bene. Un saluto a tutti gli amici che ci scrivono, ragazzi, grazie per quando lo guarderete questo bellissimo buongiorno, bellissimo, ogni terzo blocco non ne fa mai, però e anche oggi andiamo a lavorare, ormai l'estate è alle porte in tutto per tutto, fa sempre caldo ed è bello, gli aprite l'occhio che è importante, perché l'estate ci sono molte distrazioni. Che dice Michele Di Pietro? Basta rispettare. Ma è proprio quello secondo me, Michele, manca proprio il rispetto, perché
vedete, ieri c'è stata una polemica che io sinceramente, giustamente, se a mente calda, cioè quando tu non ci pensi neanche, c'è stato un video di una persona che ha fatto, che praticamente era un commerciante. No, ragazzi, ciao Michele Di Bari, buongiorno. Madonna. E me ne vado. Beh ragazzi, il segnale è quello, un saluto a tutti quanti voi, grazie per la sopportazione, perché è a supportesto che ti telefona così. Vi auguro un buon mercoledì. Oggi pomeriggio ci sarà una bella diretta, ragazzi, ci sarà una bella sorpresa, faremo io e Enzo Delvi, ci sarà una bella sorpresa. Auguro, ripeto, auguro a tutti quelli che si chiamano Luigi, Gino, Gina, in primis Luigi Di Pietro e al mio grande amico fratello Luigi Zagaria e altri quanti, tipo Gino Pastor. Ci sono tantissimi amici, Gino il Bidello, l'amico mio che lavora alla De Nittis. Ciao Gino, auguri. Gino Colangelo, un saluto a tutti Luigi e Luigia. Auguri, ciao ragazzi.